strage di Casteldaccia, rabbia e commozione ai funerali di 2 delle vittime. Ad Alcamo le esequie di Epifanio Alsazia, a Partinico l'arcivescovo Isacchi, non si può ancora morire di lavoro. Nuove adesioni a Forza Italia di Agrigento, Salvino Caputo nominato vice coordinatore regionale dell'UDC, Catanzaro, Lollobrigida lo dica ai nostri agricoltori che è una fortuna che la siccità abbia colpito la Sicilia, e la Vardera annuncia interrogazione per lo scempio di Villa del Sole. La soddisfazione del presidente degli architetti Lamendola per il codice dei contratti in Sicilia, ieri partecipato e riuscito convegno. Daspo per i tifosi facinorosi della partita Licata a Siracusa, 2 auto contromano seminano panico ad Agrigento, arrestato a Palma di Montechiaro Salvatore Provenzani, figlio di Diego, ex Stidraro. Gli atti del convegno su Angelo Cristino Curella, tutto pronto per Euterpe, inaugurato il museo diffuso a Siculiana, a Bonpensieri attività di aggregazione per i più piccoli, a Cefalù il meeting francescano del Mediterraneo. Per lo sport parleremo di calcio con l'Acragas. A tutti un saluto dalla redazione di TVA Notizie. In primo piano la strage di Casteldaccia, con la rabbia e la commozione alle esequie di 2 delle 5 vittime. Ad Alcamo i funerali di Epifanio Alsazia, mentre a Partinico quelli di Ignazio Giordano. Nell'omelia l'arcivescovo Isacchi lancia una forte riflessione: morire sul lavoro è segno preoccupante di una società fragile. Vediamo. Il modo in cui Ignazio ha lasciato i suoi affetti più cari, il modo in cui ha perso la vita è profondamente ingiusto. Morire sul lavoro è un segno preoccupante di una società fragile nella quale non c'è lavoro per tutti, e quando c'è spesso non è dignitoso, è sottopagato, non è rispettoso della dignità umana. È un lavoro che dimentica la persona ed ha come unico orizzonte i suoi obiettivi e il guadagno. E soprattutto, se ancora oggi si muore di lavoro con una frequenza impressionante, significa che qualcosa non fa. Le chiamano morti bianche, ma rappresentano la sconfitta di questa nostra società, la sconfitta di tutti noi. Spesso ci vengono riproposti numeri impressionanti delle morti bianche che aumentano di giorno in giorno. Non sono numeri, sono uomini e donne, e qualche volta minori, traditi da quel lavoro nel quale riponevano speranza. Non distraiamoci da questa emergenza. Monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale, questa mattina ha celebrato nella chiesa madre di Partinico la Santa Messa per i funerali di Ignazio Giordano, uno dei 5 operai rimasti uccisi a Casteldaccia. Ignazio ha lasciato la moglie Carmela e 3 figli, Gaspare, Davide e Fabrizio. Sempre oggi sono stati celebrati i funerali di Giuseppe Miraglia nella chiesa madre di San Cipirello, in piazza Matrice, di Epifanio Alsazia, il socio della ditta subappaltatrice Quadrifoglio, nella chiesa madre di Alcamo. A San Cipirello ed Alcamo proclamato il lutto cittadino. E adesso la politica. Si infoltiscono le fila di Forza Italia Agrigentina, arrivano adesioni anche dall'area dell'ex Margherita, poi PD. Nuove adesioni per Forza Italia Agrigentina, questa volta provengono dall'area politica riformista del Partito Democratico, dopo aver militato nella Margherita e poi costituito il Partito Democratico insieme ai Democratici di Sinistra. Si tratta di Angelo Amato, Diego Cusumano e Gianni Amel, che insieme ad altri amici parteciperanno al coordinamento provinciale per l'organizzazione della campagna elettorale per le elezioni europee. Diego Cusumano commenta: condivido appieno il percorso politico intrapreso dall'onorevole Caterina Chinnici e siamo fortemente convinti che la scelta di inserirla come capolista sia un chiaro messaggio a tutti quegli operatori politici che credono che la politica populista, litigiosa ed estremista possa essere superata.
Apprezziamo il messaggio di rinnovamento e di difesa della legalità continua lanciato da Forza Italia in queste elezioni europee e ci mettiamo a disposizione dell'onorevole Riccardo Gallo e dell'onorevole La Rocca Ruvolo. Con loro vogliamo costruire un partito forte, radicato tra la gente, ricco di valori, dove la legalità sia il fondamento dell'azione politica. La delegazione è stata accolta dal vice coordinatore regionale di Forza Italia Riccardo Gallo e dalla coordinatrice Margherita La Rocca Ruvolo, che affermano Forza Italia si conferma baricentro moderato della coalizione di centrodestra, punto di riferimento in Italia del Partito Popolare Europeo. E ancora politica, l'ex deputato regionale onorevole Salvino Caputo è stato nominato vice coordinatore politico dell'UDC in Sicilia. La nomina è stata fatta dal coordinatore regionale Decio Terrana su indicazione del segretario nazionale Lorenzo Cesa. L'onorevole Caputo è avvocato penalista, è stato 2 volte sindaco di Monreale, per 3 legislature deputato all'Assemblea regionale siciliana. Il coordinatore regionale dell'UDC Decio Terrana augura per questo al nuovo vice coordinatore regionale un proficuo lavoro. E ancora politica, a eco quanto dichiarato dal ministro Lollobrigida, che ha rilasciato l'infelice e discutibile considerazione secondo la quale la crisi idrica per fortuna colpisce la Sicilia. E proprio su questo fatto interviene Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana. Al ministro Lollobrigida afferma: diciamo una sola cosa, venga qui e lo ripeta guardando in faccia i nostri agricoltori e i nostri produttori del settore vitivinicolo, che la crisi idrica per fortuna colpisce la Sicilia e non le regioni del nord. E c'è un duro attacco del deputato regionale Ismaele Lavardera di Sud Chiama Nord, dopo aver appreso della situazione di Villa del Sole ad Agrigento. Ha emanato una nota nella quale afferma di essere stato a vedere le condizioni della villa, un ex polmone verde della città, dice, distrutto per costruire un asilo. Sono stati eliminati, continua, oltre 10.000 metri quadri di alberi per una struttura scolastica che ospiterebbe 61 bambini. La domanda da fare al primo cittadino, afferma Lavardera, sorge spontanea: ma com'è possibile che non siano stati utilizzati luoghi comunali in disuso per l'asilo? Per questo Lavardera comunica di avere presentato un'interrogazione parlamentare sul tema. Agrigento, poi conclude, sarà capitale della cultura, ma se l'amministrazione continuerà così a infischiarsene delle normative europee, per Lavardera non sarà altro che un boomerang. E adesso parliamo del codice dei contratti pubblici nella regione siciliana. Se ne è discusso ieri nel corso di un convegno ad Agrigento. Siamo soddisfatti, dice il presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola. Siamo con il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, oggi un interessante convegno sul codice dei contratti pubblici. Sì, parliamo proprio del tema dei lavori pubblici, così come recepito in Sicilia dalla legge regionale 12, che ha introdotto una serie di modifiche importanti, preziose, oserei dire, per aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani, agli studi professionali medio-piccoli, ai professionisti di talento che sono in grado di produrre architettura di qualità, anche se non sono in possesso di quei fatturati che vengono richiesti oltre lo Stretto di Messina per partecipare ad una gara. La legge 12 poi introduce una serie di
di semplificazione per l'approvazione dei progetti. In Sicilia l'approvazione dei progetti sarà molto più veloce che nel resto d'Italia e questo offrirà alle stazioni appaltanti un'opportunità in più per poter meglio accedere ai fondi della programmazione comunitaria 2021-2027 e fondi del PNRR. Quindi in buona sostanza questa legge ci soddisfa, ci piace, abbiamo apprezzato il lavoro svolto dal governo regionale, il lavoro svolto dai parlamentari che hanno sottoscritto gli emendamenti da noi proposti, abbiamo apprezzato anche il lavoro svolto dal Dipartimento regionale tecnico e non per ultimo il comportamento responsabile dell'opposizione che è stata costruttiva e che ha votato la legge inserendo peraltro modifiche che hanno arricchito di contenuti il testo originario. Tra i relatori di questo interessante convegno anche il professore Gaetano Armao. Sì, oggi affrontiamo il tema cruciale della realizzazione di regole chiare, trasparenti, di veloce applicazione per le opere, i servizi e le forniture pubbliche. Purtroppo abbiamo vissuto per tanti anni con norme incomprensibili, inapplicabili, che generavano contenziosi, che hanno allungato i tempi di attuazione delle decisioni pubbliche, con la conseguenza di non spendere risorse importanti o di non realizzare soprattutto infrastrutture. La Palermo-Agrigento credo che sia purtroppo l'esempio che tutti i cittadini di Agrigento e delle aree della provincia di Agrigento conoscono bene e patiscono personalmente. Adesso a livello nazionale e a livello regionale si sono introdotte due serie di norme che hanno fortemente semplificato, fortemente agevolato la capacità di decisione della pubblica amministrazione. Questa volta la Regione è stata tempestiva, questa volta la Regione ha evitato di aggravare la regolazione del settore con norme incomprensibili o di difficile applicazione. Il quadro è molto più chiaro e questo velocizzerà notevolmente la spesa e soprattutto la realizzazione di infrastrutture. Oggi un importantissimo evento che dimostra ancora una volta la grande sensibilità dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, presieduta da Rino Lamendola, sui temi che interessano tantissimo la nostra libera professione. Lo ringrazio di avermi chiamato per un tema della gestione delle opere pubbliche, che è quello della direzione dei lavori, dove noi architetti oggi ci confrontiamo con imprese sempre meglio organizzate anche sotto il profilo tecnico e dove la norma ci consente oggi di acquisire un ufficio di direzione dei lavori con i colleghi che ci possono coadiuvare nel sistema del cantiere. Sotto il profilo normativo sicuramente sono cambiati i punti di riferimento, ma quello che conta molto di più è l'informatizzazione che si tende a portare anche su tutta quella che è la documentazione che c'è all'interno di un cantiere. Una legge innovativa sotto quali punti di vista? Ma è innovativa anzitutto perché a livello tecnico finalmente riconosce la parte della tecnologia BIM e della digitalizzazione per le amministrazioni, che da gennaio 2025 diventerà obbligatoria, e questa sarà la svolta, un'enorme opportunità per tutta la Sicilia e soprattutto mi auguro per i giovani. Io sono Gianluca Oreto, ingegnere e direttore responsabile di lavoriPubblici.it, che è un portale di informazione tecnica dedicato al settore dei lavori pubblici e delle costruzioni a 360 gradi. Questo pomeriggio si propone non solo come giornata di approfondimento sui temi che riguardano il codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla regione siciliana, ma soprattutto come momento di confronto proattivo tra tutti i professionisti che si occupano di lavori pubblici nella regione. Quindi parliamo di liberi professionisti, dirigenti che lavorano all'interno della pubblica amministrazione e mondo della politica, perché non dimentichiamo che la legge di recepimento numero 12 del 2023 è stata realizzata grazie al supporto di tutte le professionalità della nostra regione, quindi dalla politica fino ai professionisti. L'indipendenza della magistratura giudicante e requirente è un principio non negoziabile, resta però il problema della separazione delle carriere, lo ha detto il ministro della giustizia Nordio intervenendo al 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati in corso a Palermo.
Si coglie in più occasioni una spinta alla ridefinizione in senso restrittivo dei confini entro cui la giurisdizione può esprimersi e può fare uso degli strumenti propri del suo agire. Lo ha detto il presidente dell'ANM Giuseppe Santalucia al 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati in corso a Palermo, aperto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'idea, sottesa a più critiche, ha aggiunto Santalucia, è che progressivamente essa abbia accresciuto il proprio ruolo, finendo con l'essere invece che fattore di stabilizzazione e di ordinata risoluzione dei conflitti, causa o concausa di quella instabilità e precarietà di necessari equilibri che segnano la società nel tempo presente. Ogni magistrato deve saper leggere la norma inserendola nel quadro costituzionale. Nessuna intelligenza artificiale può sostituirsi ad un'attività così delicata. Così il procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo Lia Sava: il magistrato autenticamente imparziale, continua, deve garantire i diritti di tutti allo stesso modo. Ogni vicenda umana è differente e una norma calata dall'alto deve atteggiarsi in modi diversi. Il cittadino deve avere certezza che un giudice opererà senza condizionamenti extragiuridici, conclude Sava. Il magistrato è solo nella fase della decisione, ma nel percorso per raggiungerla interagisce costantemente con l'avvocatura. Il mio auspicio è che le carriere possano mantenersi unite e si prosegua in una direzione univoca. Il principale problema della giustizia riguarda l'inadeguatezza degli strumenti con cui ci dobbiamo confrontare, tra organici insufficienti e strutture inefficienti. A dirlo è Dario Greco, presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Palermo. Ogni essere umano, aggiunge, ha il diritto di guardare negli occhi chi deciderà della sua vita, e lo stesso deve fare il magistrato con la persona che giudica. Le norme non possono essere stravolte, perché vorrebbe dire andare contro la legge. Ogni azione di rafforzamento dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati sarà sostenuta dall'avvocatura, ma tacciare come liberali antidemocratici chi è favorevole alla separazione delle carriere è sbagliato. E 10 provvedimenti di Daspo sono stati emessi dal questore di Agrigento nei confronti di tifosi della Siracusa Calcio responsabili di disordini durante l'incontro Licata Calcio Siracusa Calcio del 10 marzo 2024. Il questore di Agrigento, dottor Tommaso Palumbo, ha emesso 10 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Siracusa, resisi responsabili di disordini durante l'incontro di calcio VAS Licata Calcio, Siracusa Calcio 1924, tenutosi lo scorso 10 marzo 2024 presso lo stadio Saraceno di Ravanusa, valido per il campionato di calcio di Serie D, Girone I. I provvedimenti amministrativi, istruiti dalla Divisione Anticrimine, scaturiscono dall'attività investigativa condotta dal commissariato di PS di Licata che, grazie alle riprese videofotografiche effettuate dagli operatori della polizia scientifica, ha permesso di identificare 10 soggetti, tutti denunciati all'autorità giudiziaria, resisi responsabili di condotte pericolose durante il suddetto incontro di calcio. In particolare, 4 tifosi si sono resi responsabili del reato di possesso di oggetti contundenti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive, in quanto fuori dallo stadio impugnavano mazze da baseball e bastoni. Altri 5 tifosi, oltre al porto di oggetti atti a offendere, si sono resi responsabili del reato di travisamento del volto. L'ultimo dei soggetti destinatari dei Daspo, infine, si è reso responsabile di una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza tali da creare turbamento all'ordine pubblico, avendo assunto un atteggiamento di sfida nei confronti delle forze dell'ordine ivi presenti e invitando gli altri ultras alla protesta. Tra i soggetti destinatari di Daspo figura anche un minorenne. Per tutti è scattato il divieto di accedere alle manifestazioni calcistiche nonché a tutte le altre manifestazioni organizzate dal CONI per un minimo di anni 2 a un massimo di anni 4. Per uno di essi, invece, essendo recidivo, oltre al divieto di partecipare alle manifestazioni sportive, è stata comminata la prescrizione dell'obbligo di presentazione innanzi alla polizia giudiziaria durante tutte le partite del Siracusa Calcio per i prossimi 6 anni, prescrizione convalidata dal GIP presso il Tribunale di Agrigento.
e sono stati pubblicati gli atti del convegno su Angelo Cristina Curella, iniziativa fortemente voluta dal letterato Enzo Di Natali e organizzata dalla rivista Oltre il Muro. Sentiamo. Una raccolta dove avete pubblicato gli atti del convegno che si è svolto su Angelo Cristina Curella alla Biblioteca Lucchesiana? Sì, il 13 ottobre scorso, 2023, abbiamo realizzato presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento questo convegno su Angelo Cristina Curella, poeta siciliano del Novecento. E abbiamo ascoltato diverse relazioni di Piero Meli, ad esempio, Pippo Di Falco, Nino Agnello, Calogero Sorce, Francesco Tosto e altri autori, e dopo il convegno si è ritenuto opportuno lavorare per la pubblicazione degli atti e finalmente gli atti sono stati pubblicati e questo consente di far conoscere al pubblico la figura di questo intellettuale siciliano, licatese, Angelo Cristina Curella, che oltre ad operare nel campo finanziario che noi conosciamo tutti, ebbe un rilievo nella produzione letteraria. A pensare che giovanissimo iniziò a pubblicare, lui da iniziatore, da direttore, riviste letterarie. Per cui la pubblicazione degli atti è un'opportunità ulteriore per far conoscere questo autore siciliano e agrigentino e licatese. Il compito dell'Associazione Centro di Formazione alla Bioetica, che ha una sua dignitosa rivista di letteratura e teologia, Oltre il Muro, mira a scoprire questi autori che purtroppo sono caduti, ahimè, nel dimenticatoio. Qualche notizia di cronaca guardava con insistenza il suo fidanzato, per questo, come testimoniato anche dai video delle telecamere di videosorveglianza della zona, ha aggredito e picchiato a calci una tredicenne. I fatti sono accaduti lo scorso 11 di aprile a Campobello di Licata. Adesso gli agenti del commissariato di Canicattì hanno identificato e denunciato alla Procura per i minori di Palermo per ipotesi di reato di lesioni personali una ragazza di 17 anni. La ragazzina di 13 anni ferita fu trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Adesso parliamo di due auto contro mano che hanno generato il panico tra gli automobilisti. È accaduto ad Agrigento. Il primo episodio si è verificato lungo la bretella che collega la via Dante con il viadotto Acragas ad opera di un veicolo alla cui guida era un turista. Il secondo episodio invece è avvenuto in via Europa, alla strada a ridosso della Villa del Sole. In questo caso alla guida di una Fiat Panda c'era un giovane provvidenziale. In entrambi i casi è stato l'intervento di alcuni automobilisti che hanno fermato entrambi i conducenti, spiegando loro che stavano rischiando di generare incidenti per avere percorso le strade nel senso di marcia opposto. E adesso un arresto sorpreso con una pistola priva di tappo rosso perfettamente funzionante, mezzo chilo di hashish, bilancini di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro e i poliziotti del commissariato hanno arrestato in un'operazione congiunta Salvatore Provenzani, ventenne del posto, per il reato di detenzione
possessione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. Il giovane è figlio di Diego Provenzani, ex Stigiaro, scampato miracolosamente ad un agguato nel dicembre del 2015. L'arresto è scattato a margine di una raffica di perquisizioni e controlli delle forze dell'ordine a Palma di Montechiaro. L'indagato, difeso dall'avvocato Vinci Guerra, è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida del provvedimento. E adesso gli eventi. Presentata a Realmonte la 16ª edizione della rassegna concorso Agrigento Euterpe Mediterraneo in musica. Siamo onorati di ospitare la 16ª edizione di Euterpe. Ecco, questo progetto è frutto di un protocollo d'intesa tra il Comune di Realmonte, l'Ente Parco Valle dei Templi, l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte e l'Istituto Comprensivo Esseneto. Io chiaramente in primis ringrazio il direttore, i due dirigenti scolastici dei due plessi e sottolineo che queste iniziative sono iniziative che danno la possibilità ai nostri ragazzi, lo diciamo sempre, sono il nostro presente, saranno il nostro futuro e devono avere gli strumenti, quindi questo è uno strumento che consentirà di avere quella visione del futuro che diventerà concretezza e di conseguenza ecco, noi con questo tipo di progetto raggiungiamo uno scopo che è quello di valorizzare queste belle teste, questa bella gioventù, come diciamo sempre. I ragazzi verranno ospitati al Teatro Costa Bianca di Realmonte, sono oltre all'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte e l'Istituto Comprensivo Esseneto che ne sono i promotori, ci saranno altre 17 scuole da tutta la Sicilia, quindi guardate un po' che meraviglia e ci tengo a sottolineare che inizieranno i lavori e saranno per 4 giorni a Realmonte al Teatro Costa Bianca vicinissima alla Scala dei Turchi, ecco, questo meraviglioso monumento naturalistico di marna bianca viva che ha 5.300.000 anni, per cui veramente un emblema di Sicilia pulita, di Sicilia che è improntata alla legalità, di Sicilia, come diceva Sassoli qualche tempo fa in occasione della ripulitura della scala a seguito di un atto vandalico, ecco, per i ragazzi, rivolgendosi ai ragazzi che ci hanno aiutati a ripulire il sito in 24 ore, ecco, voi siete la bella gioventù e siamo orgogliosi, inorgoglite insomma Agrigento, la Sicilia, l'Italia e devo dire il mondo intero, con quell'attenzione che si ha verso la bellezza, verso l'arte, in questo caso la musica e nel rispetto assoluto dell'ambiente e della legalità. Che dire, come primo cittadino non posso che quindi essere onorata di ospitare tutte queste scuole, questi ragazzi ed manifestare tutta la mia enorme soddisfazione per un altro obiettivo in squadra che si raggiunge, quindi grazie. Faccio un in bocca al lupo a tutti questi ragazzi, è un concorso vero e proprio che tratta anche del Mediterraneo, ecco, su questa meravigliosa location che è appunto di fronte e abbraccia, accoglie questo meraviglioso Mediterraneo. Euterpe è arrivata alla 16ª edizione, un concorso a rassegna per le scuole di indirizzo musicale di lunga tradizione. Siamo orgogliosi di poter portare di nuovo a Teatro Costa Bianca e poi alla Valle dei Templi i nostri ragazzi, le nostre ragazze dei nostri istituti che hanno firmato il protocollo, l'Istituto Garibaldi di Realmonte, l'Istituto Esseneto di Agrigento, con il Comune di Realmonte, l'Ente Parco della Valle dei Templi e con le scuole di indirizzo musicale che parteciperanno al nostro concorso. La rassegna si svolgerà su 4 giornate con serata conclusiva il 23 maggio. Speriamo che ognuno dei ragazzi partecipanti possa trovare il proprio ruolo. Allora, finalmente dopo una pausa forzata le scuole di Agrigento e di Realmonte con la partnership del Comune di Realmonte e del Parco Archeologico della Valle dei Templi riprendono la manifestazione Euterpe, che vedrà la partecipazione di molte scuole e che produrrà momenti di confronto musicale fra ragazzi che studiano negli istituti comprensivi ed indirizzo musicale.
Riprendiamo con una continuità di 16 edizioni, ma abbiamo l'ambizione di far crescere questo momento perché il Mediterraneo su cui ci affacciamo è in questo momento un luogo di visione, e ci piacerebbe invece che nella nostra terra si celebrasse ancora una volta un momento di unione, di accoglienza, di comunicazione reale fra i ragazzi di tutto il bacino. Euterpe 16ª edizione riparte lunedì dal Teatro Costa Bianca, si svolgerà nei giorni appunto di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, sempre al Teatro Costa Bianca, e poi il 23 avremo la serata conclusiva che si svolgerà presso il Teatro Panoramica dei Templi di Agrigento. La particolarità della nostra rassegna, che nel panorama nazionale per i numeri che abbiamo rappresenta una delle migliori e più gradite, ha una particolarità che è quella che ha come obiettivo la valorizzazione delle orchestre e delle particolarità delle orchestre, quindi la giuria non attribuirà un primo, un secondo, un terzo premio, ma andrà a descrivere quelle che sono le diversità e la ricchezza e le peculiarità delle varie orchestre. Quindi questa è la fisionomia. Noi vogliamo che la nostra rassegna diventi un momento gioioso in cui i ragazzi possono socializzare, possono ascoltare, possono confrontarsi con le altre realtà, ma farlo sempre con molta gioia, con molta serenità e con molto entusiasmo. E al fine di favorire anche questa impostazione abbiamo inserito alla fine di ogni sessione, sia della mattina che del pomeriggio, un momento in cui tutte le orchestre eseguiranno un brano tutti insieme, quindi avremo delle grandissime orchestre che si cimenteranno quasi in maniera estemporanea con l'esecuzione di un brano che si farà quasi all'impronta. Un'altra caratteristica che abbiamo inserito quest'anno sono dei momenti in cui i ragazzi si affronteranno singolarmente una sorta di gara fatta con un dialogo con l'improvvisazione di frasi musicali, e questo sarà un altro elemento di novità che cercheremo anche nei prossimi anni di approfondire, e quindi coniugare questi due aspetti, quello della socializzazione attraverso la musica d'insieme e quello dello sviluppo della creatività, che sono due pilastri fondamentali della formazione musicale e non solo musicale, perché come abbiamo largamente detto la musica è uno strumento principale, importante, essenziale non solo per imparare ad esprimere le proprie emozioni in musica, ma anche per crescere. Solo qualche istante per la pubblicità, torniamo tra poco. È stato inaugurato ieri sera a Siculiana il museo diffuso Lo Sposalizio Benedetto, un progetto di rigenerazione urbana e culturale per raccontare il matrimonio storico di Costanza e Brancaleone Doria. Allora, lo sposalizio Benedetto di Costanza e Brancaleone Doria trae le sue origini da un fatto storico, il matrimonio tra la figlia di Federico Chiaramonte e il nobile genovese Brancaleone Doria del 1311, ma questo dato storico diventa per noi un motivo di tradizione, in quanto si riteneva Siculiana un luogo propizio ai matrimoni e alle unioni, e quindi i matrimoni e le unioni a Siculiana erano benedetti dalla provvidenza. Da questo dato storico si è sviluppato poi un racconto che è andato a riqualificare e a rigenerare dei luoghi abbandonati di Siculiana, e facendone luoghi di arte, di cultura e di bellezza, grazie anche all'artista Rosaria Costa che ha curato la parte artistica. Si tratta di un museo diffuso che racconta la storia di Brancaleone e di Costanza Chiaramonte, un matrimonio avvenuto nel 1311 che è alla base della nostra storia. Città degli Sposi nasce proprio da questo amore, da questa unione, e allora l'abbiamo voluta, come dire, raccontare attraverso l'arte, e attraverso l'arte è il modo che abbiamo utilizzato per riqualificare un centro storico che mantiene caratteristiche molto importanti e interessanti, e quindi merita sia di essere valorizzato, che è quello che cerchiamo di fare, sia di essere
anche, come dire, offerto come palcoscenico per un turismo esperienziale. Il museo diffuso è un'idea su cui lavoriamo da tempo, realizzate le opere da Mariano Brusca e Salvo Scherma e tratte dalle illustrazioni di Rosella Costa. È un progetto ambizioso che restituisce comunque al centro storico, come dire, una vivibilità nuova, diversa. Consideriamo che da tempo lavoriamo per un turismo, per un turismo che coniughi il mare col centro storico, e questo sicuramente rientra tra questa, come dire, idea che abbiamo per una siciliana che ha mare, centro storico e bellezze naturali che vanno comunque messe in rete. È quello che stiamo facendo. Il museo diffuso diventa, come dicevi tu, un'attrattiva in più. Prepararsi ad affrontare le maxi emergenze, convegno dell'OPI ad Agrigento. Per me è molto importante essere qua in questo convegno, in questa festa nazionale e internazionale dell'infermiere, per asseverare quanto oggi sia necessario un approccio integrato sia fra ospedale e territorio, sia fra medici, infermieri e tecnici nell'esecuzione, nella messa in pratica di tutta la regia e di tutta la catena di comando utilizzata nelle maxi emergenze. È fondamentale utilizzare un sistema integrato perché solo così possiamo sfruttare al meglio le risorse dell'azienda sanitaria e le risorse umane, facendogli fare esattamente le competenze per cui sono stati preparati. La giornata di oggi vede tanti professionisti confrontarsi sul concetto della maxi emergenza, delle catastrofi e dei rischi da catastrofe chimica e biologica. Sicuramente grande contributo alla cultura dell'emergenza territoriale, soprattutto per affrontare quelle situazioni così gravi che spesso mettono a dura prova i sistemi sanitari del mondo. Oggi iniziamo a parlare di maxi emergenza in maniera concreta, in maniera seria, al fine di poter creare una struttura incrementata, una struttura ben coordinata che possa intervenire nelle misure in cui si possa verificare una maxi emergenza, una catastrofe ambientale, sociale, sanitaria nel nostro territorio. La Seus 118 Sicilia dà supporto tecnico-logistico alle centrali operative della regione siciliana. La nostra azienda, appunto, in caso di allerta per un incidente maggiore, max emergenza o catastrofe, mette a disposizione delle centrali operative, appunto dei mezzi di logistica, una centrale operativa mobile e mezzi allestiti appunto per intervenire in modo veloce, celere e dare un giusto contributo per l'evento. Il numero di emergenza 112, istituito in Italia, è il numero istituzionale che permette al cittadino, componendo il numero 112, di attivare immediatamente i soccorsi in caso di emergenza. Per quanto riguarda l'allettamento dei soccorsi, il NUE gestisce tramite le centrali uniche di risposte presenti sul territorio le chiamate da parte dell'utente, smistandole poi successivamente, dopo una breve intervista telefonica, all'ente secondario che avrà materialmente il compito di gestire l'emergenza. Una giornata importante oggi per la sanità siciliana e della provincia di Agrigento, naturalmente un tema di assoluta importanza e purtroppo di assoluta attualità, ci ha permesso e ci permetterà di approfondire tutte le tematiche relative alla maxi emergenza, sia convenzionale sia non convenzionale NBCR. È sicuramente un momento di confronto importante anche tra gli addetti ai lavori, quindi grazie all'OPI di Agrigento per questa bellissima giornata. Da alcuni anni il rischio NBCR, l'acronimo di nucleare, biologico, chimico e radiologico, ha assunto un'importanza notevole per quello che riguarda anche l'aspetto sanitario, quindi la gestione del rischio NBCR da parte dei sanitari, medici e infermieri è assolutamente all'attenzione
e questo necessita di una continua attività di aggiornamento e soprattutto di addestramento. Il rischio emergenze NBCR è un rischio che viene definito non convenzionale perché travalica i normali schemi dell'emergenza, della maxi emergenza. Ringrazio l'OPI per aver invitato la SEUS a questo importante convegno che tratta sulle maxi emergenze. La sinergia tra la SEUS e l'OPI, nel senso degli infermieri, è importantissima in questo settore. La SEUS è presente nelle maxi emergenze, giusto un accordo regionale con l'assessorato alla sanità servizio 6, di gestire questi fenomeni di maxi emergenza, e ci siamo attrezzati a ciò con delle centrali operative mobili che gestiscono la chiamata anche al di fuori di quelli che sono i canali, diciamo, istituzionali delle centrali operative, con mezzi e con uomini, proprio per dare una capacità di risposta sia nelle maxi emergenze che nella gestione dell'emergenza nei grandi eventi, per cui è un passaggio importante. Naturalmente lavoriamo in sinergia con gli infermieri delle aziende ospedaliere che si sono resi utili, ed è un servizio molto utile per la comunità. Inoltre tengo a sottolineare l'importanza che ha la SEUS nella gestione del NUE, cioè nella gestione quindi di quell'organo che gestisce la chiamata, e quindi con grande apprezzamento ringrazio l'OPI, ringrazio anche il mondo infermieristico per il contributo fattivo che danno in queste situazioni spiacevoli, però in cui naturalmente è ancora più importante quel senso di coesione e di organizzazione. Una seconda giornata delle giornate agrigentine che a seguito della prima fatta nel 2019, che purtroppo è stata precursore di una grande pandemia che ci ha afflitto per circa 2 anni. In quell'occasione avevamo anche una tenda di decontaminazione NBCR che gentilmente ha portato il dottore Marco Palmeri, che ne è il responsabile. In questa occasione invece abbiamo montato una tenda di un posto medico avanzato. Questo per far capire, quando ci sono degli eventi particolarmente catastrofici che coinvolgono diverse persone e quindi ci sono diverse vittime, come la macchina organizzativa dei soccorsi deve muoversi. Sicuramente sarà impegnato l'ospedale, il territorio, la protezione civile, per cui tutto questo ha bisogno di un efficiente coordinamento affinché si possano salvare più vittime rispetto all'evento stesso, che può essere un'alluvione, può essere anche un qualcosa di batteriologico. Sappiamo adesso che stiamo vivendo nelle nostre vicinanze delle guerre importanti che speriamo non succeda mai, ma che potrebbero sfociare in qualcosa di catastrofico anche a livello chimico, batteriologico e quant'altro. E Bonpensiere è un piccolo comune che però offre una bella realtà aggregativa per i bambini del posto, con finalità educative e di stimolo culturale. Ce lo racconta Massimo Macaluso. Presidente, in un paesino piccolo di circa 400 abitanti come Bonpensiere, una bella realtà. Abbiamo cercato di fare questa realtà per togliere i bambini dalla strada, quindi togliere i bambini dalle brutte vie che ci sono, quindi dargli 3 volte alla settimana con 2 allenamenti e una partita settimanale nei vari campionati che facciamo, nei vari tornei, per dargli un momento di svago, un momento di aggregazione, un momento di cultura e educazione sportiva. I ragazzi sono abituati ad essere educati, a rispettare il tecnico, a rispettare i compagni e gli avversari. Io mi occupo dei primi calci, dei bambini più piccoli che piano piano vanno crescendo e cercano di raggiungere degli obiettivi e diciamo di iniziare a capire un po' come funziona il mondo del calcio.
È un'esperienza positiva perché si levano dalla strada in primis e poi perché fanno integrazione, fanno gruppo, si levano in primis davanti ai telefoni e poi stanno all'aria aperta come facevamo noi una volta e poi il da farsi si vedrà. È anche una sorta di mens sana in corpore sano. Esattamente come facevamo noi una volta, io una volta, che giocavamo in mezzo alla strada quando non c'erano i telefonini, i videogiochi e tutte queste cose qua. E stiamo lavorando su questa cosa, in primis su questa cosa. Perché purtroppo ci sono dei ragazzi che a volte non si rendono conto di stare all'aria aperta e di fare quello che fanno, di dare un calcio ad una palla, un calcio, non chissà fare chissà qualcosa, ma di dare un calcio ad una palla. Solo sano, buon gioco, niente competitività. No, solo sano, buon gioco. Vabbè, poi quando vai a fare le partite un po' certo. ci può stare, però è giusto che funziona così, si vince e si perde. L'importante è divertirsi. Riccardo, 10 anni, da quanto tempo sei in questa scuola calcio? Più o meno 4 anni. Che ruolo ricopri? Difensore. Cosa ti ha colpito, cosa ti colpisce, cosa ti spinge a venire alla scuola calcio? Allora, i palloni, stare in gruppo e divertirsi. E qui abbiamo invece Viaggio, 8 anni. Come ti trovi in questa scuola calcio? Bene. Che ruolo ricopri? Attaccante. E perché ti piace venire alla scuola calcio? Perché mio papà guarda sempre le partite di calcio. La Bonpensiere Family, affiliata a Genoa Calcio, è l'unica squadra del territorio che ha 6 femminucci all'attivo. Andiamo a intervistare la piccola Gioia, 10 anni. Che ruolo ricopri? Attaccante. Perché ti piace venire qua a giocare? Perché c'erano molte mie amiche e poi mi diverto molto perché c'erano anche molti miei amici. Un consiglio che vorresti dare a chi volesse iscriversi? Iscrivetevi perché è molto divertente giocare, fare gli allenamenti e diventate molto forti. Visto che bella realtà abbiamo Bonpensiere. Bellissima realtà, questo che diceva Michelangelo. Da quanti anni tuo figlio è qui alla scuola calcio? Da circa 3 anni. 3 anni, ti trovi bene? Benissimo, lui sì, tantissimo. Perfetto. È contento e felice perché è una valvola di sfogo per i ragazzi di Bonpensiere, visto che non c'è granché. Quindi viene entusiasta, finisce la scuola, andiamo a fare gli allenamenti, subito è contento veramente, ma tutti vedo che sono sempre presenti. Avere una figlia e tenerla lontano dalla strada e dagli eventuali pericoli mi sembra che sia una cosa buona, è giusta? Sì, è meglio di stare in mezzo alla strada e giocare insieme agli altri e fare socialità. Lei viene da Montedoro? Sì, a me fa piacere essere qua e stare insieme agli altri. Lei invece viene da Milena? Sì. E quindi diciamo è una bella realtà questa di avvicinarsi al calcio? Sì, abbastanza. Diciamo che è un modo per tenere i bambini in compagnia, per socializzare, per fare un po' di sport e tenerli lontani dalla strada, dalla PlayStation e dai cellulari. No, fuori! Oh! Domenica 12 maggio 2024, festa della mamma, si sostiene la ricerca scientifica contro il cancro con l'Azalea della ricerca. I volontari della Fondazione Associazione Italiana per la ricerca sul cancro saranno dalle ore 8 alle ore 13 ad Agrigento in piazza Cavour, al lungomare Falcone Borsellino di San Leone, nei pressi del distributore di carburanti, alla chiesa di Santa Rosa del Villaggio Mosè e a quella di San Gregorio a Cannatello. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Dai, regala l'Azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne.
E c'è un meeting francescano del Mediterraneo in corso a Cefalù. Ascoltiamo l'agrigentino Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia. Davvero dalla Sicilia può partire un cambiamento che raggiunge tutto il mondo? Assolutamente sì, ne siamo convinti, forse è un po' utopico, ma assolutamente fattibili. Il meeting ha questo desiderio, quello di credere nella possibilità dell'impegno di ciascuno, di trovarci ad essere artigiani di costruzione per il mondo che vogliamo, per questa terra che speriamo, una terra che sia più equa, più giusta, più solidale, che sappia parlare di fraternità, che vada oltre la cultura dello scarto materiale e umano, che possa aprire i propri orizzonti ad un Mediterraneo di pace, che possa allargare le proprie braccia. Ecco, un desiderio grande che parte da questa Cefalù, un desiderio che si innalza per il mondo intero. Vogliamo un mondo che sia veramente fraterno, che possa aprire il proprio cuore e le proprie braccia. E saranno giorni di festa, di gioia, di incontri e di dibattiti. A Cefalù si ritrova il mondo che spera appunto in una società giusta e diversa, il mondo accademico, istituzionale, uomini e donne di buona volontà, giovani e meno giovani. Insieme ne siamo convinti che possiamo tracciare una strada che è quella della fraternità, che è quella che desideriamo veramente. Siamo veramente tanti qui, 500 soltanto i giovani, poi c'è tutta la famiglia francescana adulta. Quali sono i temi che stanno affrontando, da dove parte per arrivare a questo cambiamento, quali sono i sentieri da battere? Il tema di questo meeting è connessi, innanzitutto il desiderio di ritrovarci connessi tutti, convinti che ciascuna parte della nostra vita, ciascuna azione della nostra vita concorre al bene dell'uomo, al bene di questa società che dicevo poc'anzi vogliamo costruire. In questi giorni parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di economia e nuovi stili di vita, parleremo dell'Europa che vogliamo, un'Europa voluta dai padri fondatori, che ad oggi deve ritornare nella sua idea iniziale, l'Europa dei fratelli, l'Europa dei popoli insieme uniti. Parleremo del Mediterraneo nell'idea di Giorgio Lapiro, un Mediterraneo che diventa un lago, il lago di Tiberiade, il lago della pace. Parleremo di comunicazione, parleremo appunto di tanti aspetti che concorrono al bene dell'uomo. Questa nella dimensione di ritrovarci appunto connessi in questa dimensione, nel desiderio di immaginare che i cambiamenti personali sono necessari per i cambiamenti culturali, e questo è il messaggio che ci consegna Papa Francesco, che consegna alla Chiesa ma che consegna al mondo intero. Oggi come Chiesa vogliamo vivere questa dimensione dell'uscita, operosa e connessa con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. E in chiusura lo sport, ascoltiamo Carmelo Lentini cosa ci racconta di calcio. Lo stadio Esseneto è stato accatastato e ciò significa che la storica struttura calcistica entra a fare parte ufficialmente del patrimonio comunale e che adesso, se si vorrà, senza troppi intoppi burocratici, si potranno richiedere liberamente finanziamenti e contributi per la sua ristrutturazione. Il calcio agrigentino adesso può voltare pagina a patto che ci sia la volontà di volerlo fare. È molta la diffidenza degli sportivi, ma questo passo è sicuramente importante. Intanto, chiusa la stagione, alcuni calciatori e addetti ai lavori della rosa biancazzurra stanno facendo le valigie attraverso il loro più comodo mezzo di comunicazione, che è rappresentato da Facebook. A farlo sinora sono stati l'attaccante Di Mauro, Grillo, il portiere sorrentino e il direttore tecnico Giuseppe Lopresti, ma non è ancora finita e presto ci potranno essere altri addii. Non è questo il vero problema, anche perché i giocatori vanno e vengono ed è sempre successo così. Se invece a sciogliersi è lo zoccolo duro della tifoseria, il discorso cambia radicalmente e diventa davvero preoccupante, perché subentra la disaffezione. Infatti in questi giorni il gruppo denominato Facce Toste, con un comunicato, ha espresso, sembra a mezzo Facebook, la volontà di volersi sciogliere. Ciò deve far riflettere tutto l'ambiente e la società deve fare di tutto per cercare di ricucire questo strappo. Non si possono dimenticare le lunghe trasferte di questi giovani tra il bello e il brutto tempo. Ritornando invece all'attuale società, attualmente sta prendendosi un attimo di pausa e riflessione per riordinare le idee.
ma occorre fare presto per poi presentarsi degnamente ai nastri di partenza. Per quanto riguarda invece la coda del campionato, stagione terminata per queste squadre di Serie D gironieri con la meritata promozione in C del Trapani, ma non per tutte. Infatti questa domenica 12 maggio si disputeranno i play-off e scenderanno in campo la seconda classificata, vale a dire il Siracusa, che affronterà tra le mura amiche la quinta, vale a dire la Cireale. Un derby tutto siciliano il cui esito aprirà le porte alla finalissima del girone. In campo anche l'altra semifinale play-off tra le squadre calabre Vibonese e Reggio Calabria. In caso di parità, al termine dei tempi supplementari saranno effettuati i tempi supplementari. Persistendo la parità, niente rigori, ma accederà alla fase successiva la società meglio classificata al termine del campionato. Praticamente le due vincitrici di questo doppio incontro disputeranno poi la finalissima del girone. Sempre domenica prossima alle ore 16 sul campo del San Luca ci sarà invece spareggio per non retrocedere. In campo lo stesso San Luca che affronterà il Locri. Una partita drammatica tra due squadre calabre che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati 2 tempi supplementari e persistendo la parità retrocederà al campionato d'eccellenza regionale la squadra peggio classificata in campionato. Lievemente favorita, neanche a dirlo, la compagine di casa meglio classificata al termine della stagione. E concludiamo con la terza categoria, dove si giocherà la finale playoff tra River Platani e Favara Academy, la quale verrà diretta non più da un solo arbitro, come è successo in stagione, ma da una terna arbitrale al completo. Per la prima volta nella storia ad Agrigento ci sarà una novità importante nella designazione arbitrale. A dirigere l'incontro sarà infatti una ragazza, Flaminia Di Gregorio, la quale verrà assistita da Federico Principato e Roberto Morgante. Sugli spalti dello stadio Sampiagese è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Termina qui il nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sulla 93 alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino, poi in tutta Italia sulla 268, sulle smart tv, a link tv locali e poi TVA e in tutto il mondo sul sito www.televideoagrigento.tv. Grazie ancora per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.